Cari amici, salve a tutti. Siamo nella Valle d'Agro. Questa che vedete inquadrata dietro le mie spalle è la Valle d'Agro, che comincia dal mare e si inoltra in un'altezza abbastanza notevole. Il torrente Agro scorre in questa valle e sfocia sulla spiaggia stretta tra i comuni di Santa Teresa di Riva e Sant'Alessio Siculo. Siamo in provincia di Messina e il punto dove noi ci troviamo è esattamente alle spalle dell'abbazia dei Santi Pietro e Paolo d'Agro, una chiesa basiliana che risale ovviamente alla notte dei tempi. Perché ci troviamo qui? Perché la nostra storia inizia proprio in questa vallata e adesso vi spiegheremo tutto. Pensate che questa chiesa fu iniziata nel 560 d.C. dai frati basiliani e la nostra storia inizia qui, perché proprio qui di fronte c'è una piccola frazione del comune di Forza d'Agro che si chiama Scifì e in questa frazione viveva un grande appassionato di storia, il professor Giuseppe Lombardo. E il professor Giuseppe Lombardo scrive un piccolo trattato in cui ha una intuizione. Sostiene che l'esercito di Pompeo, poco prima dell'ultima battaglia con Ottaviano, che si svolse più o meno alle parti di Milazzo, sostiene il professore Lombardo che l'esercito di Pompeo si sia accampato proprio qui, nella Valle d'Agro. E ogni anno in questa chiesa, che oggi non è consacrata, praticamente si usa per convegni, per manifestazioni, per riunioni, ogni anno in questa chiesa il 21 di giugno si svolge una manifestazione dedicata al solstizio d'estate. E anni fa, io partecipavo come animatore a queste manifestazioni, mi ritrovai tra le mani proprio questa pubblicazione del professore Lombardo dove si sosteneva la tesi appunto della permanenza di Pompeo per qualche notte qui nella Valle d'Agro. Naturalmente dovevo raccontare una storia, dovevo scrivere qualcosa che fosse minimamente interessante e allora ho voluto trattare l'argomento con ironia e mi è venuta in mente la storia che fra poco vi canterò, cioè la storia di Rufus. Rufus è un soldato, un mercenario che combatte nell'esercito romano, ma è un mercenario di origine catanese. Quindi io ho intitolato la mia ballata Rufus, storia di un soldato romano catanese. Ma adesso ci trasferiremo proprio nella Valle d'Agro e vi spiegherò un po' come comincia questa vicenda e vi darò alcune chiavi di lettura per riuscire a comprendere meglio quello che poi racconteremo in versi e musica. Andiamo. Siamo nella Valle d'Agro, finalmente. Ecco. Considerate che all'epoca in cui noi vi parliamo, tutto quello che state vedendo attorno, strade, case e quant'altro non c'era. Questa era tutta una grande landa desolata che partiva dalla montagna e giungeva fino al mare. E allora la nostra storia comincia proprio qui. Diamo per scontato che prima della battaglia, dell'ultima battaglia fra Pompeo e Ottaviano, l'esercito di Pompeo si accampò qui nella Valle d'Agro. Quindi immaginate questa moltitudine di uomini che si trova qui accampata. Naturalmente gli eserciti allora si componevano di alcune parti fondamentali. Innanzitutto c'era l'avanguardia. L'avanguardia era composta dai tubicines, che non erano piccoli tubi, ma erano i suonatori di tromba. Poi c'erano i cornicines, che non erano piccole corna, ma erano i suonatori di corno. Poi c'erano quelli che portavano lo stendardo.
tutta questa gente si trovava davanti come avanguardia dell'esercito e quindi naturalmente questi erano miserati come briglia pronte per cadere, no? Dall'altro lato gli arcieri facevano il tiro a bersaglio, oh aspetta, chiappa chi non stum, chiappa da stum, e questi andavano avanti naturalmente, e ogni tanto ne cascava uno, no? Perché morivano come bestie, come babbe. Poi c'erano i cosiddetti, c'era la parte, i fanti, quelli che andavano all'assalto. E come andavano all'assalto? Calancia e caspada e cuscuto. E quindi questi erano, come dire, esposti al fuoco degli arcieri, no? Perché immaginate come si svolgeva la battaglia. C'era il grosso dell'esercito dell'avanguardia che attaccava e dall'altro lato c'erano gli arcieri e i lanciatori di giavellotto che facevano il tiro a bersaglio. Naturalmente l'esercito romano si divideva in tante razze e nazionalità. È ovvio che i romani, i soldati suoi, chi di Roma ne mandavano al massacro. Al massacro di solito andavano chi? Soprattutto i mercenari. Ecco, la nostra storia inizia qui con questo soldato Rufus. Rufus era un soldato che si trovava nell'avanguardia. Era un soldato agguerrito nonostante fosse un mercenario. Si trovava nella parte quindi anteriore dell'esercito ed era esposto appunto alla morte. E allora che cosa succedeva? Che quando si prospettavano queste battaglie, i capi, naturalmente spetti, che facevano? Cercavano di preparare i soldati ad affrontare la morte. E come si faceva? Si organizzavano belle festine, prima dello spettacolo, si organizzavano belle manciate, ma manciate di chi di buoni, con vino e soprattutto con femmine. Quindi quando Pompeo arriva nella valle d'Acro, riunisce tutti i suoi generali e dice: picciotti, cavolo, noi abbiamo cercato di organizzare una bella festa antebattaglia, in modo tale che i nostri soldati vadano a morire belli, contenti, abate, capanza china, tranquilli e sereni. E allora cominciano a girare per tutte queste contrade, no? Dove ovviamente abitavano delle persone, e cominciano a requisire tutto quello che trovano. Manciare, animali, pane, verdure, frutta, vino, e requisiscono le donne. Requisiscono le donne perché i femmini ci giocano. Quindi queste mangiano, bevono a sazietà, si incono la panza, si imbriacano, cominciano a fare sesso sfrenato, stupri di gruppo, insomma ne combinano di tutti i colori in modo tale che l'indomani mattina quando si svegliano sono tutti belli, tranquilli, sereni e giabbati. Che succede? Succede che a un certo punto si addormiscono tutti. Nel campo cala la notte totale. Il soldato Rufus durante la notte viene svegliato da una specie di ciubulione in tebudedda, ci dà lo stomaco e comincia a sentire il bisogno di liberarsi la pancia, cioè praticamente ci sta avvenendo un attacco di dissenteria, quella che noi nella nostra lingua chiamiamo agagaretta. La nostra storia comincia qui. Contano eminentissimi contisti, gente che conta storia e la riconta, davanti ai quali noi siamo apprendisti in terrane arti mettere la giunta, contano che Pompeo si fermò a dormire da valle dell'Acro. Contano eminentissimi contisti, gente che conta storia e la riconta, davanti ai quali noi siamo apprendisti, taranne arti mettere la giunta, contano che Pompeo si fermò a dormire in ta valle dell'Acro. Un giorno dopo c'era una battaglia con l'esercito d'oro a Ottaviano, che non aveva soldati come paglia, ma gente con le armi in tale mano. Pompeo era potente e favorito,
La sorte sua ormai era un mito, però la vittoria non è scontata, per chi non si sa mai come succede. Ci volia convinzione, spada isata, e stare fermo chiantato chi pede. La guerra è come una lotteria, e non si sa come si ferria. Ai tempi che contavamo i soldati erano macchine per fare guerra, avevano essere forti motivati e soprattutto li fanti di terra che se guardavano un facci con un nemico pronto a cascare in terra come un figo. C'erano chi andavano avanti combattendo l'esercito e gli arcieri, di giavellotti ne arrivavano tanti, occhio buggenti e ocimpi gli seri. La soia era una sorta assai dura, andavano a morti quasi sicura. Immaginate prima del conflitto come s'avevano assenti di meschini, ognuno con lo cuore di relitto e o sangue che ghiacciavano tali vini. Così li capi scacci intelligenti facevano in modo di non pensare a niente. E come si faceva? Ora vi dico. Quando vuoi tormentare la coscienza, lo vino è tuo meglio amico e dillo certo non puoi fare senza. Dopo ci vuole lo buono mangiare che alle cristiane li fa ricreare. È necessaria una bella coperta fatta di carne umana femminile. Non ci fa niente se non ed esperta, o stesso ti passano tutti i bili. Dopo ti senti soddisfatto e forte, è pronto a combattere la morte. Pompeo, quando arrivò un cavallo agro, chiamò a tutti i suoi generali. La situazione buona la spiegò e li mandava a fare azioni male contro tutta la gente che abitava in tardi conciati e tranquilla stava. Tutti i vacchi, pecore e l'agnelli che c'erano a mensa di collini, assieme agli addini e agli vitelli, ci li rubavo i poveri meschini. Poi ci pigliarono femmini e picciotti, e dopo le patate furono cotti. La zuppa si scialava da giornata, mangiando e bevendo a tinchi tè. E quando che arrivava la nottata, ognuno di si sentì un re. Ittate già in terra corranno prego, cascarono tali braccia di Morfeo. C'era un soldato Rufus di Catania, un mercenario bravo a mensa a tanti, di fare guerra e due via la smania e in ta battaglia non portava guanti. Dormia vicino al fuoco a sonno chino, ma si svegliava di corpo, lo meschino. To stomaco un ciobole e una via, crampi potenti come li codeggia, e ad ogni fitto un corpo ci partia, boom, che ci faceva votare le bodeggia. Di corsa si suggiva io a cercare un posto per poter s'appartare, in coda via solo le modanne, correndo verso sopra la montagna, a mezzo a disciare le ranne. Che cosa avevi perduto se nell'agna? Perché è tanto bella la vallata, ma è pure assai tortuosa e incecata. Chianando verso sopra andò a finire ta un nero e freschissimo padrone. E in tanti pesi che parivano neri scendia un ruscello senza ruzzoloni, che quando un ta vallata arrivava, con lo torrente agro si maritava. Non c'era meglio per se liberare lo stomaco e quando via fenuto, ta loro ruscello si potia lavare, tanto da non dovidi a nudo e crudo. Così mudanni corsa si scippao e a fare li bisogna s'aggiuccao. Dopo che lo subizzo fu bregato, lo povero soldato si calmao e quando si sentio preparato dello ruscello iddo s'allontanao. Si mise le modanni e si lanciò a campo, ma de corpo si fermò. Che stava succedendo allo soldato? Perché non gli va avanti e manca a rete? Paria che fosse già pietrificato e non podia più muovere i peti.
Avevano ripigliato le dolori peggio di prima e non c'erano cure. Anzi, una cura c'era, ritornare e cominciare nausea a defecazio. E così fece non podia più stare, ricominciò infine che fu sazio. E quando stomaco si liberò, diretto per lo campo si lanciò, ma ancora lo suo povero intestino aveva roba tinta ammonserrata, era troppo vosciata e ancora chino. Così tornavo sopra la sosciata, si scippavo la mutanna, s'aggiuccavo e a fare le bisogni arripigliavo. Sta storia ci duravo fino all'alba e quando anticchia meglio si sentio, la panza soi fu vaganti e scialba e verso dello campo io scennio. Ma quando arrivò in tala vallata non c'era manco una tenda montata. L'esercito di Pompeo aveva partuto, lasciandolo da come un cretino. Della sua assenza non si aveva accorgiuto, nemmeno lo soldato più vicino. Restò senza vestiti e senza niente, e il freddo ci faceva battere i denti. Povero soldatetto affamato, preo di siti con la faccia scura, come fosse alla morte condannato. Una morte troppo brutta e sicura. E dopo qualche mese che aspettava, visto un barbone che s'avvicinava. Accanto a Iddo, o povero cristiano, alleggio e forte dolorante, poi hanno sedan terra con le mani, che i poveri sovisceri viaggianti trovava un posto per si riposare e i motanne ci cominciò a partare. Rufus si spostava come un razzo, vedendo che donno tagliava. Non è che questo è un ricchionazzo, la cosa assai lo preoccupava, ma Chidro lo rassicurava e dopo spiegavo di lo guardare lo suo scopo. C'aveva veduto in coggio la mutanna, ormai era quasi nera diventata, così ci fece subito a domanda, perché pure se non era marchiata. Capivo che era l'esercito di Pompeo e questo ci portava un ranne preo e dove veniva diretto della guerra, la guerra tra Pompeo e Ottaviano, che aveva insangugliato una gran terra e aveva distrutto un esercito sano, che invece vinceria aveva perduto e solamente Iddo aveva fogliuto. Ora tu mi a spiegare che successe, ci spiavo Rufus l'ordo viannante. Tu mi a contare come Pompeo pesse e l'uomo ne morero tutte quante. Ma come? Avevamo a essere vincenti e invece non vincemmo restinenti? Lo barbone vicino s'assettava, con faccia nera pronta a lacrimare. Tutta brutta vicenda ci contavo, per ogni tanto Iddo sapeva affermare. Perché io ricordo stare lo faceva come un uomo morto per la via. Aveva ricominciato la battaglia e i nostri erano forti e agguerriti. Non ce n'è uno di noi che sbaglia e i nemici erano atterriti. A un certo punto ne succede un fatto ed ogni uomo ha diventato un ratto. Diviene a tutto un gran ciobolione di stomaco e la dissenteria ne togna a tutte quante la ragione di lasciarsi pigliare da pazzia. Il tammonterra l'armi e l'armatura e la diarrea ne levò a paura. Non ne sentemmo più ranne soldati, ma uomini che non hanno più forza, e intanto fummo tutti decimati di un nemico che era senza scorza e aveva approfittato della cagareggia che ne aveva massacrato le bodeggia. Io solo mi salvai di tutta cioppa, perché d'essere morto mi fincia. Quando la corda è di roppa della salvezza a trovare la via. O fuori non è di mai vergogna, se per salvare la vita ti bisogna. E che finisce amici la canzone, la storia che oggi vi contai.
ed inventata ma sono a miliona, li fatti come a chiedo che narrai, una cosa che per tante di disgrazia, più ci può essere una grazia, e chi sto stati certi è cosa vera, vi garantisce che lo babbera. Non si vedono tanto. Non so che non si vede. Possiamo parlare, tanto poi verrà la musica per sopra, non è che lo lasciamo in questo modo. Beh, dici tristi. Sì, ma io poi... Saluta, guarda l'uccellino. Deve fare questo deficiente. Sì, ma certo che se uno vede sta ripresa per come guidi pensa che sia proprio un pilota di Formula 1. Tu pare che fare un video di questa macchina che costa un nagamento. Vabbè, nagamento, siamo a nagare. Buono, va bene. Piazza... Sai non è funzionato? No, Ah, sto scherzando! Dove? Ora la prendi. Prendila, fai almeno 30 secondi. No, se no. Ecco, così, va bene. Non pigliamo più niente. Vabbè, non fa niente, non ti preoccupare, poi. È una merda questo video. Ok. Oh, Ma ora. c'è la macchina, come cavolo? Non ci fa niente, puoi ripigliare pure la mia che guido, stai tranquilla, non ci fa niente. Bella cosa. Sì, ho visto un camionetto. E non è che va a fare un film. Però vedi qua che si vede tutta la valle, si vede Rocca Fiorita. Sì, ma non è che nella telecamera si vede che tu vedi tu. Lo so. Si vede. Non ci sono controluci. Ripiglia. Tanto avevo un poco duro di batteria a volte. Il problema è a scaricarlo tutte ste. Ora ci addentriamo nel film. Ma è bello perché Aspetta che riprendo il cartello. È bello perché è tutta campagna, capisci? Mi scusi, una domanda per la stampa. Lei è il cavallo di Pompeo? Grazie per la disponibilità, arrivederci. Ora abbiamo finito, torniamo a casa. Che fai, ripigli? Torniamo e cominciamo a riversare questi video e vediamo a fare un montaggio. Ma qua è bello, questo pezzo è selvaggio, inquadra. Che caldo! E mentre ne moriamo sotto il sole ci passa davanti di tutto, bici, camion, ragazzini, motorini,
Cavalli. Basta, non se ne può più. Il cavallo del gradasso va di passo, va di passo. Il cavallo del giovanotto va di trotto, va di trotto. Ma che ripigi sti minchiate che fa